Una vasta operazione interforze è scattata nel campo nomadi di via Luigi Candoni alla periferia sud-ovest della capitale. Coordinato dal dirigente dell'11° distretto San Paolo, il blitz ha visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale che hanno cinturato l'intera area e passato al setaccio abitazioni di fortuna, roulotte e veicoli presenti all'interno dell'insediamento. Tra i manufatti sono stati scoperti borse e cinture griffate, profumi e capi d'abbigliamento di marca, in parte ben ripiegati e in parte nascosti alla rinfusa in trolli occultati nei meandri del campo. Molti degli articoli sono già stati ricondotti a furti denunciati nei mesi scorsi, mentre per gli altri sarà la Guardia di Finanza a svolgere indagini per risalire alla filiera di provenienza. Durante le operazioni sono state identificate decine di persone, alcune delle quali con precedenti per reati contro il patrimonio. 2 cittadini bosniaci sono stati accompagnati presso l'ufficio immigrazione della questura per verifiche sulla loro posizione e per valutare un eventuale provvedimento di espulsione con rimpatrio. La merce è stata sequestrata e trasferita nei depositi giudiziari in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari. Gli oggetti non ancora associati a denunce potranno essere riconosciuti dalle vittime, che sono invitate a recarsi presso l'11° distretto San Paolo, munite di denuncia e documentazione fotografica.